della panchina. Payet, spalla a canestro contro Mekogulu. Non trova lo spazio per il tiro, allora saggiamente riapre. Blocco di Mekogulu ancora per il professore Trevigiano. Russell segna nelle mani di Sokolowski, altro tiro da 3, altro canestro. Cerca Vildera, una mano dal palleggio, trova la palla persa, il contropiede, lo chiude Pecchia, nonostante il fallo, potenziale gioco da 3 punti, sta funzionando abbastanza bene. Eccolo, Procida contro Piccin, bellissimo questo duello. Procida gli tira sopra la testa dopo l'ottimo uso del perno a centro area. Chillo rimane con Johnson, capolavoro di Johnson, poi c'è anche una spinta a rimbalzo. Gran palla di Vildera per Sokolowski, applaude Max Benetti. Logan, assist per Vildera, stoppato da Procida. Libera il lato per la ricezione di Smith, poi riceve sul ribaltamento, prende la mira ed è la seconda tripla di Gabriele Procida. 26-2 per Sokolowski e Logan. I due a dialogare e ora è 14 pari. Risale Gaines che è contro Sokolowski, lo manda a destra contro l'aiuto di Vildera, fischio, canestro e libero supplementare. Buona lettura di Thomas, però non recupera il pallone, imbroda lontanissimo a bersaglio con quella che è la tripla numero 7, ma sbaglia il layup. Pecchia a tutta velocità col pallone del sorpasso, Gaines non ci pensa neanche un attimo, 3 bombe in fila di Cantù, sorpasso. Poi tira e sbaglia, Lunen tocca ma Sokolowski controlla, fuga di Russell a tutta velocità, il layup è quello che è l'MVP di questo avvio di ripresa. In stagione 11 volte in doppia cifra, Smith con la tripla dopo averlo fatto saltare, 48 nei primi 2 quarti. Kennedy sceglie l'asse sulla linea di fondo per un ottimo Pecchia. Ancora Kennedy, stavolta meno esitante, gestisce bene l'assist di Johnson. Russell, palleggio, resto e tiro sulla linea di fondo, gran giocata di Dwayne Russell. Blocco di Mekogulu, si apre a Kele, un tiro importante e lo mette, torna a segnare da 3 nello scacchiere Canturino. Gran palla di Sokolowski, finalmente Mekogulu. Ora blocca per Smith, si apre dal gomito, il jumper a bersaglio del camerunese. Assist per Lunen, Smith da 3 potrebbe chiuderla ma sbaglia. Gaines anticipa Sokolowski, poi perde il pallone per strada, almeno sembrava lo avesse perso. E più 7 Cantù, come all'andata era stato più 7 Treviso. Da questo punto di vista c'è equilibrio, rimangono 2 partite di margine per Treviso.